6 giorni di Milano del 1977 e la 6 giorni dei record di pubblico, d'affluenza, di partecipazione. Vincono Felice Gimondi e Rick Van Linden tra gli applausi della gente. Eccoli due al giro d'onore. Hanno appena battuto Martens e De Meyer, piazzatisi al secondo posto, Moser Painen terzi, Pethgen Fritz quarti, De Vleming Gilmore quinti. E anche la 6 giorni che segna il debutto tra i professionisti di Beppe Saronni. Saronni si piazzerà ottavo assieme ad Ariz. Ecco le battute conclusive di questa gara che la gente segue in piedi per il gran finale. È l'americana che conclude la prova, l'americana decisiva. Gimondi è alla seconda affermazione a Milano. Si era già imposto nel 72 assieme a Renz nel vecchio palazzo della Fiera. Qui siamo invece a San Siro, al Palazzo dello Sport, che ha registrato il tutto esaurito per l'occasione. Ed ecco Rick Van Linden, sprinter eccezionale, che compie l'ultimo giro, batte il gruppo e porta Gimondi al successo nella 6 giorni.